E oggi alla nostra fondazione, alla nostra assemblea generale, la Regione Veneto propone e presenta le linee guida che sono state approvate dalla Giunta ormai un paio di mesi fa, ma vengono spiegate alla destinazione, vengono spiegate agli operatori, vengono spiegate agli stakeholder, viene raccontato che cosa è fare governance multilivello e com'è lavorare all'interno di un sistema nel quale DMO Marca Treviso sia inserita perfettamente ed è compliant su quelle che sono le richieste regionali. Oggi avete un po' più di poteri e siete, diciamo, il punto di riferimento per il turismo regionale nella Marca Trevigiana. Noi siamo esattamente il braccio operativo della regione sul territorio trevigiano e siamo il braccio operativo del territorio nei confronti della regione. Noi siamo un fluidificante tra l'ambito privato e l'ambito pubblico, seguendo tutta una serie di tecniche ovviamente turistiche, quindi abbiamo portato la tecnica turistica, l'organizzazione in un ambiente che fino all'anno scorso non aveva questa struttura. È una sfida interessantissima, ma abbiamo margini di crescita perché abbiamo una struttura con risorse umane preparate, con dei pilastri e delle azioni preparate, dei piani strategici triennali che ci permettono di avere la linea tracciate. Di che numeri parliamo e quali sono, diciamo, le destinazioni o le experience che oggi cerca un visitatore nella nostra marca? Allora, in questo momento Treviso è una destinazione giovane, noi siamo a quasi 2 milioni e 2 di presenze che nell'ambito regionale è poco, perché sotto i 74 milioni impallidiamo un pochino, ma in realtà noi paghiamo un pochino lo scotto di essere una destinazione giovanissima. Prima di 10 anni fa il turismo leisure, che è insomma il turismo del quale parliamo tutti quotidianamente, non esisteva. Quindi da questo momento in poi possiamo esclusivamente solo crescere e il tipo di prodotto che noi offriamo è multilivello perché la nostra destinazione è territorialmente variegatissima, i prodotti che offriamo sono di estrema qualità, andiamo dal prodotto ovviamente dell'enogastronomia, le esperienze in aziende di produzione, il turismo outdoor, ovviamente l'enoturismo, le città murate, quindi la destinazione, il fiume Sile che insomma è un prodotto turistico a sé stante dall'inizio alla fine. Quindi è una destinazione che offre innumerevoli esperienze per il turista e vorrei anche dire per il cittadino di vivere il turismo e vedere il suo territorio in maniera diversa, perché ce ne dimentichiamo sempre, ma il nostro primo mercato è il nostro cittadino che è contento di quello che stiamo facendo.